Prendete il tinset e trascinate col quadrato. Ok, poi modifichiamo la mappa, modifichiamo la mappa su Map Properties, fatto 19, anzi no, 20 per 15, 20 per 15, ok. Adesso fate così, no, mettete l'erba, il vostro gioco, ok, fate una cascata, ok, dell'acqua, sempre su map tinset, ok, così e cosa, ok. Poi andate su eventi, fatto un evento, prendete un attore, un personaggio, una femmina, ok, e la mettete qua, poi fate new event, fate così, nel pretest scrivere prima la faccia, devo cercare se la trovo, eccola, la più da vicino, faccio vedere, scrivete ciao, scrivete ciao, sono Lucia Rod, ok, poi fate insert switch, switch operation boss, cambiate boss e mettete parla, mettete switch parla, fate on, poi fate nuova pagina, switch boss, cambiate e mettete parla, fate così, ok. Adesso sposto questo un attimo, poi andate qui, fate così, adesso mostro il primo invio, e ora oh no, questo qui aspetta, sto sbagliando una cosa, scusate, devo player, fate new event player, ok, basta prima invio, e voilà il nostro evento. Aspetta che, ecco qua, ciao, mi chiamo Lucia Rod, finito l'evento. Grazie per la buona visione per il mio primo RPG di questo RPG Game Maker, il primo tutorial. Grazie a tutti, ciao ciao, ciao, ciao. Buon lavoro, arrivederci, arrivederci.